Bene, con molta emozione e soddisfazione, però ho deciso di realizzare per questo 2023 alcuni video molto brevi, però spero almeno 51 come le settimane di quest'anno della cultura, da dedicare alle parole del dialetto bresciano, che credo, come tutti i dialetti, contengano profonde storie, radici delle parole che si tramandano, assonanze con popoli molto locali, ma anche con popoli di altre nazioni, di altre storie, di altri territori, viaggiatori che hanno contaminato, eccetera, radici molto profonde nel territorio e allo stesso tempo anche un po' di contaminazioni delle persone tra loro. E quindi mi ha sempre affascinato il nostro dialetto e credo che sia anche quella un modo per comunicare con tutto il mondo. Credo che sia molto più provinciale non dialogare con la cultura degli altri che invece pensare che i singoli dialetti siano chiusure o mancanza di apertura al mondo. Il contrario, credo che mai come adesso possa essere uno stimolo, e invece anche per ricordare suoni molto simili delle parole, apparentamenti con con delle strane suggestioni. Ad esempio, molte volte, e non lo ripeterò nel parlare delle singole parole, troveremo assonanze assolute col francese, visto il passaggio che ci sono stati nei nostri territori. Sarà molto parziale perché il mio dialetto è un dialetto della bassa bresciana e quindi anche qui si aprirebbe una lunga storia, perché soltanto nella nostra provincia potremmo, secondo me, raggiungere almeno una dozzina di diversi dialetti. Nessuna pretesa di avere la competenza culturale per poter fare nessun tipo di lezione, non è questo il senso è quello di mettere in moto delle parole che possano in qualche modo far divertire chi le conosce già e forse non gli ha mai associato alcuni significati, così come invece chi non le conosce per niente può rimanerne interessato simpaticamente per ascoltare una cosa nuova o appunto, mi ripeto, per trovare delle assonanze. Quindi mi auguro che la cosa possa essere piacevole per tutti, che possa durare, che in qualche modo sia anche l'occasione di altre possibili avventure, e quindi grazie per chi vorrà ascoltare questi video del dialetto, che meraviglia.